Parlano con una sola voce Regione e Comune di Venezia nel chiedere al governo di decidere in fretta sulle grandi navi, dando corso al progetto del porto già avallato dal comitatone indetto dallo scorso esecutivo. Noi siamo per tenere le grandi navi all'interno della laguna, ovviamente con una viabilità alternativa a quella attuale del canale della Giudecca del bacino San Marco e con un punto d'arrivo, con una banchina che sia alternativa che quella del comitatone. Ovvio che poi questi sono propositi del territorio condivisi con la città metropolitana e dobbiamo poi arrivare al vedo, perché ricordo che il decreto si chiama Clini-Passera e Clini-Passera erano ministri dal 12 novembre 2011. Abbiamo ribadito al vice ministro quella che è la posizione unanime di tutti gli enti del territorio, gli fa eco l'assessore comunale Simone Venturini. Se si vuole davvero togliere al più presto le navi dal bacino San Marco e dal canale della Giudecca, esiste una sola soluzione realizzabile in tempi brevi. È quella del comitatone dello scorso anno e quella che è pronta a partire ed essere operativa. Quindi ora il governo deve fare questa scelta, noi siamo in linea col porto, con la regione, ma col mondo produttivo, perché chi dice di parlare per Venezia, comitati, centri sociali o altro, non parla per Venezia. Chi parla per Venezia sono le istituzioni. In questo caso il Comune di Venezia, che è l'organo rappresentato e rappresentativo della città di Venezia. Di tutt'altro avviso deputati e senatori veneziani del Movimento 5 Stelle, che hanno ascoltato con una punta di imbarazzo le dichiarazioni del vice ministro. Le parole del ministro Toninelli vanno in un'altra direzione, sostiene Arianna Spessotto, quindi occorrerà un chiarimento all'interno del governo. Quello di oggi è stato uno spot per il porto, possiamo anche capirlo, ma la nostra idea è diversa.